Sì. Buon pomeriggio e ben ritrovati nello stand del Friuli Venezia Giulia in occasione del Salone del Libro di Torino. Nell'appuntamento di questo momento parliamo di cinema e ne parliamo con un appuntamento a cura della Casa del Cinema di Trieste, la cooperativa Bonaventura, Comunicarte Edizioni e Alpe Adria Cinema Trieste Film Festival 2017. Di che cosa parliamo? Parliamo di un artista, un attore doppiatore di origine friulana, una figura eclettica del panorama artistico italiano, e cioè parliamo di Omero Antonuti, e ne parliamo in occasione del 40ennale del film Padre e Padrone, che tra l'altro, se non sbaglio, è stato uno dei film che lo ha lanciato poi, no, come attore, dei Fratelli Italiani, che vinse la Palma d'Oro a Cannes. E parleremo quindi di questo volume monografico che parlerà di questo autore, come dicevamo, di origine friulane, ma vedremo anche un documentario. Verrà proiettato un documentario dal titolo Il viaggio di Caterina, e ne parleremo insieme a Sabrina Morena, che è appunto l'autrice di questo documentario, e con Giorgio Nogherotto, che è il presidente della cooperativa Bonaventura, che ha realizzato questo video. Quindi io vi lascerei la parola per partire con l'illustrazione di questo volume, dopodiché manderemo in onda un video, di quello di cui vi ho appena parlato, dove appunto andremo a raccontare il viaggio di Caterina, come poi immagino voi illustrerete nel vostro intervento. Per cui la parola a voi e buon appuntamento. Bene, grazie. Noi abbiamo scelto questa presentazione su Omero Antonuti, soggetto veramente simbolico della cultura non solo del Friuli, ma diciamo del Friuli Venezia Giulia, tra il Friuli e Trieste. Come Casa del Cinema, io spenderò solo 2 parole, visto che non abbiamo tanto tempo prima del documentario. Casa del Cinema è un'associazione di altri soggetti che operano nel campo cinematografico a Trieste, in particolare la Cappella Underground, che gestisce il festival di fantascienza aggiornato nella terminologia contemporanea Science Plus Fiction Festival, che si tiene di solito tra ottobre e novembre. Poi abbiamo l'associazione Alpe Adria Cinema, che gestisce il Trieste Film Festival, che annualmente si svolge a gennaio, l'associazione Anno 1 che realizza da 15 anni il festival I Mille Occhi, e l'associazione Mare Metraggio, che gestisce il Shorts International Film Festival sui corti, che si terrà proprio all'inizio di questo prossimo mese di luglio. Il Teatro Miela è il luogo dove questi festival storicamente sono stati collocati, hanno trovato la collocazione assieme all'utilizzo di altre sale di Trieste, e il teatro Miele è gestito appunto dalla cooperativa Bonaventura, che presiedo e che ha realizzato questo documentario. Il documentario è adatto anche al tema di questo Salone del Libro di quest'anno, sul confine, i confini, e dove mai possiamo trovare problematiche di confine se non nella nostra regione. Aggiungo solo dicendo che come cooperativa Bonaventura abbiamo anche noi direttamente la gestione di alcuni, chiamiamoli festival, piccoli festival, rassegne. Uno è ormai da diciamo quasi 20 anni il Festival di Spaesati, che è su una tematica quanto mai attuale sulle migrazioni, e anche la rassegna che si svolge da quasi, diciamo, da più di 20 anni, ed è la settimana dedicata a Sati e dintorni. L'abbiamo appena, anzi questa è la settimana che si sta svolgendo l'edizione 2017. Detto questo, do la parola a Sabrina Morena. Grazie Giorgio, e grazie a tutti quelli che sono venuti qui. In questa presentazione abbiamo voluto ci ha unito, diciamo, la figura di Omero Antonuti, che è questo grandissimo attore e amico che vive tra Trieste, Udine e Roma. È un grandissimo attore sia teatrale che cinematografico,
E quindi da una parte quest'anno è stato edito questo volume Omero Antonutti a cura di Guido Botteri, che insomma è uscito postumo perché purtroppo Guido Botteri, che è stata una figura importantissima nel panorama triestino a livello culturale, anche regionale, diretto la RAI, ed è stato anche parte fondatore del Teatro Stabile di Trieste, dove Omero ha mosso i primi passi da attore, e quindi insomma ha voluto dedicare questo libro a Omero Antonutti, che è anche un libro molto molto interessante perché traccia la carriera di Omero Antonutti e allo stesso tempo anche raccoglie delle testimonianze di Omero Antonutti dell'inizio della sua carriera, anzi no, delle varie tappe della sua carriera. E Omero Antonutti è una persona che, pur avendo fatto dei ruoli molto seri, se volete, come Padre Padrone, come Calvi, insomma è conosciuto come un attore, non proprio come un attore comico, è una persona che ha un profondo senso dell'umorismo, e quindi è riuscito veramente in questo libro a raccontare tutti i suoi vari passaggi della sua carriera, anche con quel pizzico di ironia, di autoironia, che è molto importante, che ne fa di lui veramente una persona eccezionale. Abbiamo appunto unito le forze perché Omero è stato anche il protagonista della nostra ultima produzione che si chiama Il viaggio di Caterina. È una specie di docu-fiction su una storia anche tipica della nostra regione. È la storia, tipica, nel senso che dimostra quanto la storia della nostra regione sia stata complicata e divisa tra confini, perché questa è la storia che si svolge nel 1891, quando Trieste e una parte della regione facevano parte dell'impero austro-ungarico, mentre Udine faceva già parte del Regno d'Italia. Questa è la storia di Caterina, è una storia vera, è una storia tratta da dei documenti processuali che la storica Diana De Rosa, che vedrete anche lei nel documentario, ha raccolto e raccontato nel suo volume Il baule di Giovanna, storie di abbandoni e infanticidi. E quindi qui si tocca con mano la storia di una donna che, se non avesse subito un processo per infanticidio, non l'avremmo mai conosciuta, perché è una storia di una donna di una serva, di una persona di umili origini, che parte da Cormons, dove nasce, e va a Trieste, dove partorisce, però in realtà passa prima per Udine, per cui è molto anche interessante le ragioni, no? Per cui si sposta prima a Udine, dove cerca di partorire, ma lì, per esempio, essendo cittadina austro-ungarica, non può avere le cure necessarie, e per cui deve ritornare a Trieste, dove invece può andare in ospedale a partorire. Ed è una storia per certi versi anche molto contemporanea, perché è una storia di una donna, di una storia di un abbandono, e noi abbiamo cercato in questo documentario, anzi ne avevamo fatto uno spettacolo teatrale qualche anno fa, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con il regista Franco Però, e appunto sempre anche con Franco Però, che è l'attuale direttore del Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, abbiamo voluto fare questo documentario, e cercando di ricostruire i luoghi dove Caterina ha realmente vissuto, o dove è passata, cioè nel senso abbiamo visto
dove è nata Cormons, qual era la sua famiglia. Lei ha dovuto andarsene proprio perché era stata sedotta e abbandonata e quindi era la vergogna della famiglia. Siamo andati a Udine per vedere dove aveva lavorato e vissuto, dove aveva cercato un suo destino, e poi siamo finiti a Trieste proprio per cercare di capire anche come si è svolta la sua vita a Trieste. E abbiamo fatto anche una tappa in Slovenia, a Staniel, San Daniele del Carso, dove Caterina avrebbe potuto mettere a baglia la bambina che è nata, secondo il suggerimento di un'altra amica conosciuta in ospedale. Io non so se avrete la pazienza di vedere tutto il documentario, però penso che per le condizioni che ci sono qui, adesso ve lo mostriamo, è sottotitolato, però mi sento che forse, se non avete il tempo, vi dico subito che Caterina comunque è stata assolta, che questo è stato perché nel documentario è una suspense, però penso che per la situazione in cui ci troviamo penso che sia giusto dirvi la verità. E parte di questo documentario sono appunto Omero Antonutti, è il protagonista, è una specie di giudice che che segue, appunto, cerca di ricostruire questa storia. Poi abbiamo dei piccole ricostruzioni in cui ci sono altri attori. Una di queste è Lara Comar, che è un'attrice che fa la parte di Caterina. Poi abbiamo Paolo Fagiolo, che è un altro attore, che è l'amante della Caterina, e Elena Usu, che è anche un'altra attrice che fa la parte di Angiolina, che è l'amica di Caterina. Anche questo è un film che è stato finanziato dalla regione, dal fondo audiovisivo della regione Friuli Venezia Giulia, e anche dall'assessorato alle pari opportunità del Friuli Venezia Giulia, e anche la produzione in qualche modo è stata veramente tutta regionale, perché siamo in parte triestini, però il direttore della fotografia è Bruno Beltramini, che è di Udine, e il montatore è stato di Andrea Guarascio di Pordenone, quindi insomma abbiamo cercato di mettere insieme tutti quanti. Io direi che possiamo far partire... No, direi che è ora di far partire il documentario e buona visione. Vediamo. Ecco qua, cronaca locale. Orribile delitto, ecco qua. Caterina Bainat, giovane di 19 anni da Cormons, cameriera disoccupata, trovavasi ricoverata all'ospedale, dove diede alla luce una bimba a cui fu dato nome di Angiolina. 10 giorni dopo aver partorito, la sera del 10 dicembre, si presentò nell'abitazione di certa Rosa Bergamasco, nella casa numero 34 di Via del Torrente, e dicendo di essere mandata dalla signora Maria Battigelli, una prestaservizi dalla vita miserabile, che doveva recarsi ad abitare colà, chiese di venire accolta assieme alla bambina. Signor giudice, sa quanti che conosceva la Caterina Bainat de Cormons? Prima e dopo il brutto fatto. Quanta gente sta in Via del Torrente 34? Più di 300, dalla Carniola, dall'Istria, dal Friuli, e mi ero il custode. Era tutti quei che stava in quel quartiere dove che stava quella bella ragazza, di Bergamasco, Rosa, suo marito Antonio, la mamma di Rosa, i 2 fioi di 15 e 12 anni, poi anche la Battigelli, era lei che aveva portato la Caterina.
come vivevano queste ragazze? E trovavano per lo più alloggio in case di affitto dove dormivano insieme ad altre ragazze, magari addirittura in 3-4 in una stessa stanza, oppure quando vivevano nelle case come domestiche avevano una propria stanzetta e poche cose col quale vivere in completa solitudine. Era facile quindi uscire dalla casa, uscire da questa casa di affitto ed essere sedotte, perché in queste ragazze c'è sempre la speranza di un momento di felicità. E qui a Trieste come vivevano? E facevano, per lo più queste ragazze trovavano in questa Trieste molto sviluppata nella seconda metà dell'Ottocento dal punto di vista urbanistico, che offriva molte opportunità di lavoro, ma per queste ragazze giovani, prive di cultura, analfabete, il destino era quello di diventare serve o bambinaie nelle case delle famiglie della grande e della piccola borghesia triestina. Caterina era una di queste ragazze? Sì, Caterina è una di queste ragazze e come molte di loro era venuta a Trieste non solo per trovare lavoro, ma come molte altre per nascondere la vergogna di uno Stato. Era stata sedotta nel suo paese come lo erano tante altre ragazze ed era stata mandata a Trieste dalla famiglia che si vergognava dello stato di questa ragazza, che avrebbe gettato vergogna sulla famiglia nel paese. E quindi vengono a Trieste, Caterina viene a Trieste per sfuggire un poco al suo destino di ragazza ormai segnata dalla sorte. Caterina Furlan, 35 anni di Flish, nubile e giornaliera. Orca Madoia, la gaso figada! Mi uscì quando ho saputo della morte della bambina e sono corsa con la Celan a vedere la bambina. Ero presente quando è venuto il visitatore dei morti. Ha domandato di che male era morta la bambina e la Celan ha detto di spasimo. E in più che la sera innanzi la bambina era sana e la mattina era morta. Dai 12 ai 13 anni e mezzo servì quale bambinaia presso la famiglia di Giovanni Battista Stua a Cormons. Ho servito poi nella stessa qualità 9 mesi a Trieste presso la cognata dello Stua. E tornata a casa ho servito presso Giovanni Vio, agrimensore di Monfalcone, allora domiciliato a Cormons. Il Vio era ammogliato, senza figli. Senza figli, dell'età di oltre 40 anni. Per vari mesi mi perseguitò con proposte di coito che io ho sempre respinto. Un giorno dopo pranzo, mentre la signora era andata a far visita a un'amica, mi fa venire in camera sua. Chiusa a chiave la porta, mi propone di usarmi. Io ero spaventata perché lui mi diceva sempre che sarebbe stato il primo a togliermi l'onore e mi sono rifiutata. La simi star, gli dicevo, no uli, signor Paron, la simi. Ma lui mi prende per le braccia, mi getta sul letto e si butta sopra di me e continua a farmi forza per allargarmi le gambe e poi sfoga su di me le sue voglie. Intanto che ero dal Vio, Francesco Grinover, proprietario della trattoria ai Due Fratelli, dove mi recavo a prendere il vino, ha cominciato a farmi le belle e farmi proposte disoneste. Io sempre lo respingevo, ma lui mi accompagnava quasi serialmente fino al portone di casa. Per questo mia madre mi ha levata dal servizio del Vio e mi ha mandato a servire a Trieste. E dopo circa 3 anni sono tornato a Cormons e il Grinover ha ricominciato a farmi le belle e mi ha promesso di sposarmi. Io, fidandomi, ho ceduto e ho avuto con lui relazione carnale dall'autunno 1889 fino ai primi di marzo del 1890. Quando ha capito che ero incinta, ho scritto al signor Francesco e ho pregato che mi dia un appuntamento dove possiamo parlare. Non è mai venuto. Un cugino di mamma aveva fatto anche da intermediario.
e gli aveva chiesto di darmi almeno un piccolo mensile per tenere la creatura all'ospizio dei poveri. Tutto quello che ho ottenuto sono stati 30 fiorini perché me ne andassi da Cormons e niente altro. Il treno regionale veloce 2452 di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia delle ore 11:50, è in arrivo al binario 3. Il signor Francesco continuava a camminare sotto le mie finestre e qualche volta arrivava anche a parlarmi. Io avevo paura dei miei fratelli, che mi vedeva corteggiata da questo e da quello e mi avevano spesso minacciata di mandarmi via di casa. Ma lui continuava a farmi promesse e mi ha anche regalato un anello e mi ha convinta a ciorlo a casa di sera dopo che mia madre si era coricata. Lei aveva ancora i 3 fratelli, il primogenito Eugenio, Giuseppe e Antonio, e anche la mamma ancora vivente, perché la mamma poi è morta nel 1921. Sappiamo soltanto che il primo Eugenio era andato in Argentina e quindi quello era là. Sappiamo del secondo che era qui a Cormons e viveva in casa proprio con la mamma, sempre nella stessa casa dove abitava la Caterina, e il terzo fratello Antonio, anche lui si è sposato nell'89 e anche lui viveva qui a Cormons, quindi vivevano tutti e 3, diciamo così, tutti e 2 fratelli, il primo in Argentina e gli altri 2 fratelli sempre falegname qui a Cormons. La stazione ferroviaria di Cormons era l'ultima stazione dell'impero austro-ungarico. Dopodiché c'era il Regno d'Italia. Era una bella stazione, guardi qua, era una bella stazione, no? Quindi era l'ultima stazione dell'impero, l'ultima stazione della Subbahn che partiva da Vienna tramite Murtzonslag, andava a Graz, Lubiana, Trieste e poi veniva fino a Cormons. Allora Caterina parte da Cormons col treno. Lei ha preso il treno Cormons, che c'erano 4 corse per Trieste giornaliere, e il percorso è quello di adesso, che è Cormons, Gorizia, Gradisca, Sagrado, Monfalcone e poi al bivio di Eurisina per Trieste si prosegue fino alla stazione centrale. Dove era il confine? Dove passava il confine? Il confine era sullo Iudrio. Lo Iudrio divideva l'Austria, con Brazzano, Cormons, che apparteneva all'Austria, dal Friuli italiano. Il primo paese era Visinale e questa è la stazione della gendarmeria, posto di confine della gendarmeria austriaca, e questo era il confine, il posto della gendarmeria. Ho capito. E questa casupola, cos'è questa? È il posto di guardia di chi controllava, non era la dogana, perché la dogana era un po' più dentro il paese, no? Il paese visinale. Quello lì era il posto di quelli che controllavano le borse, controllavano cosa uno portava o non portava. Dopo il fatto, la famiglia come si comportò? Parlando del primo fratello Eugenio, che era in Argentina, durante il fatto del 1890, lui si trovava in Argentina
quindi non sappiamo esattamente come si comportasse in quel periodo lì. Sappiamo però che dalle lettere che abbiamo letto di Caterina era, diciamo così, l'unico fratello affezionato a lei, perché lui nel 95 poi è ritornato in Italia, dopo che la prima moglie era morta, è andato in Italia, si è risposato e nel 96 è nata la prima figlia della seconda moglie, Celestina, e da lì in poi, dal 96, non sappiamo più niente di loro. È possibile che la Caterina sia ritornata in Argentina col primo fratello che a lei voleva molto bene. A ottobre 1914 un gruppo di cormonesi sono ritratti, ognuno con la divisa del proprio reggimento, e sono quelli che sono andati volontari in guerra a combattere con l'Austria, logicamente, no? E uno di questi è Carlo Bainat. Sì, Carlo Bainat, nipote, cioè cugino probabilmente della Caterina, figlio di Antonio, probabilmente dopo la guerra nel 1920 sposa una Mauri di Cormons, Maria Mauri, e poi nel 26 si porta in Belgio. E nel Belgio francofono perché nel cimitero c'è una scritta in francese. Ma col Grenoble non aveva paura, no? Caterina, tu va, partorissima, dopo ti lasci la creatura in ospedale tutti i succi. Ti sta via 6 mesi e nessuno se ne dà conto. Io la voglio tenere. Tommaso Marson, proprietario della trattoria Il Telegrafo. Ai primi dello scorso luglio entrò al nostro servizio a Udine una bella giovane di Cormons di nome Caterina. Disimpegnava molto bene i suoi lavori, era molto seria e pensierosa. A mia suocera, che le chiese il motivo di quella melanconia, rispose che aveva molte disgrazie. Dopo circa 14 giorni, un dopo pranzo, mia moglie mi disse che si doveva mandar via in quella sera istessa, la Caterina, perché alcuni avventori l'avevano avvertita che doveva essere incinta, non essendo decente tenerla con riguardo anche alla circostanza che molti degli avventori erano sacerdoti. Siccome io ero molto contento del servizio, del comportamento della Bainat, mi opposi da prima, ma avendo mia moglie espresso dei dubbi ingiustificati sulle mie relazioni con la Bainat, accondiscesi a licenziarla, insistendo però, ad onta delle scene di mia moglie, a mandarla via non nella stessa sera, ma la mattina susseguente. La Bainat, ricevuto il salario mensile di lire 7, se ne andò tranquillamente. A Udine ho trovato lavoro presso la trattoria Il Telegrafo. Loro erano contenti, ma poi qualcuno ha detto alla moglie del padrone che ero incinta. Lei aveva paura delle malelingue e ha obbligato il marito a mandarmi via. Ma intanto al Telegrafo aveva conosciuto l'ultimo personaggio della sua storia, Luigi Pagnutti. Così scrive l'ispettore di pubblica sicurezza di Udine. Luigi Pagnutti, nativo di Udine, mediatore abusivo, si occupa di ogni sorta di affari, con guadagni molto limitati, giudicando dal modo più che modesto con cui provvede ai più indispensabili bisogni della vita.
Nel 1881 condannato a 3 giorni di carcere per appropriazione indebita e nel 1886 dal Tribunale di Venezia a 1 mese di carcere per truffa. Luigi veniva ogni tanto al telegrafo. L'ho incontrato dopo che avevo perso il lavoro e gli ho chiesto di trovarmi un servizio in qualche filanda. Lui si è dato da fare, ma visto il mio stato non ha trovato nulla. E allora un giorno mi dice che piuttosto di vedermi costretta a darmi alla malavita era disposto a dividere con me la sua stanza e il vitto. Prima ho detto di no, ma poi, visto che non c'era altre possibilità, sono andata a vivere da lui. Mia madre mi aveva trovato una levatrice qui a Udine, ma questa aveva chiesto 700 lire di deposito. Quando si era accorta che non ero rinicola, e allora io sono andata a Trieste, dove almeno come austriaca non dovevo pagare niente, e all'uscita dall'ospedale mi davano anche 10 fiorini per il mantenimento della creatura. «8 dicembre, caro Luigi, ti faccio sapere che ho partorito. Ho fatto un buon parto, ora sto bene di salute e così spero di te. Tu mi scrivi che vuoi sapere che cosa io penso. Il mio pensiero è sempre a te, ma tu mi hai detto che non vuoi una creatura d'altri e io non so cosa fare. Se non ami la creatura è segno che non ami neanche me. Non sei il primo che va al matrimonio con una creatura d'altri. Caterina, voi nella vostra lettera mi fate presente che io non sarei il primo che sposerei una donna che abbia un bambino. Avete ragione, non sarei il primo. E vi giuro che vi sposerei anche se ne aveste 2, se per disgrazia foste restata vedova. Ma Caterina mia, voi avete un mulo, meglio mettere le carte in tavola. Domando io, che cosa fate ancora a Trieste? Io certo vi credeva a Cormons. In ogni modo non vi posso negare che vi voglio sempre tanto bene e mai vi potrò dimenticare. 13 dicembre. Caro Luigi, ho ricevuto la tua lettera dove tu mi chiedi perché sono rimasta a Trieste. Io sono rimasta perché mia madre non vuole che torno a casa per via della gente. E poi sono rimasta perché io non so i tuoi pensieri. Se tu mi prendi con la creatura, io vengo fuori subito. Ma se no, bisogna che io penso ad andare a guadagnare per me e per la creatura. Io non abbandono la creatura, già che il Dio me l'ha mandata. Prima non sapevo che cosa vuol dire
essere madre. Adesso so. Prima che ti avevo, e mi davi conforto. Io avevo assai dolore. Ma adesso che sono sola, io sono perduta. Che non so dove sbattere la mia testa. Sì. Dunque la morte della bambina avrebbe risolto non pochi problemi a Caterina. Non dico di no. Che futuro poteva avere la creatura? Per quel ben che avevamo in sto mondo noi altre donne. Nome e cognome Angelina Chmelak fu Giovanni. Nata a Branica presso San Daniele del Carso, 26 anni, cattolica, nubile, condizione cuoca. Quando mi trovavo nella sezione maternità, ho fatto la conoscenza di Caterina Bainat, che era la mia vicina di letto. Era rimasta incinta a Cormons con un ricco oste, che prima di usarla gli aveva promesso il matrimonio, ma al 5° mese di gravidanza la aveva abbandonata e non voleva saperne più niente della Bulgarieva. Mi la consolavo, perché l'oste aveva il dovere di mantenere la creatura, proprio come il mio amante pensa al mantenimento della mia creatura, del mio primo figlio, illegittimo di 5 anni, pagando 4 mensilità al contadino di San Daniele, presso cui vive. Mica avevo detto alla Caterina che volevo tenermi a battesimo la bambina e che gli avessi anche comprato un regalin, Zlata Dusha. E gli avevo anche trovato un posto dove dormire. Dopo 8 giorni passai nella stanza delle partorienti e della puerpera. Quando uscii dall'ospedale andai a salutarla, promettendole di venirle a trovare al mio ritorno. Sì. A San Daniele, Golassà, presso Lorenzo Lissiak, la mia bambina appena nata. E poi sono tornata a Trieste a trovarla Bainat. E là ho visto la creatura che è stata battezzata col mio nome, anche se mi non che ero. La picciangiolina, lei era bella e sana. Come te sta? Non preoccuparte. E la piccia? Te latte? Ho detto di non preoccuparte. Caterina, come ti dicevo, ho chiesto in paese a San Daniele se era qualche che te teneva la piccia. Esera una donna che per 6 pfennig al mese te le teneria. Sì, no, più le spese del viaggio. Sì, il mensile va bene, posso pagarglielo. Ma non ho i soldi per il viaggio. E quindi queste povere ragazze portavano i loro neonati in paesi e case come queste. Sì, anche in case come questa, soprattutto nelle case di contadini poveri che non avevano figli e avevano il bisogno di avere un aiuto nella loro vecchiaia. E
ed erano quindi a volte erano loro stessi a cercare queste madri oppure a contattare l'orfanotrofio di Trieste. Quindi queste povere ragazze dovevano assolutamente pagare il mantenimento. Sia l'orfanotrofio che le madri, le ragazze madri, pagavano una certa somma per il mantenimento di questi figli. Poi a volte c'erano anche delle famiglie un po' più ricche disposte a assumersi il mantenimento anche da un punto di vista economico e quindi non esigevano il pagamento, però queste famiglie erano poche. In caso contrario? In caso contrario le ragazze decidevano per un atto tragico, per l'infanticidio. La pratica a Trieste prima della Grande Guerra era molto diffusa, in determinati periodi raggiungeva anche il 20% di tutte le nascite. Povera Piccia, se te dovessi morire che Dio ne scampi, ti compreria una bella ghirlanda. E me un bel abitin. Quando sarà grande andremo in casin, tutte e due. Ti te farà la puttana e mi la ruffiana. 7 luglio 1891. Caterina Bainat, vestita decentemente, col sul viso una veletta nera, aveva seguito con grande attenzione la lettura dell'atto di accusa e la domanda del presidente: ma lei ha strangolato o no la bambina? No! Le ripeto che non la go toccata. Il difensore, l'avvocato Duran, aveva pronunciato un bellissimo discorso in cui aveva confutato ad una le argomentazioni dell'accusa. Alla fine si era rivolto ai giurati, ricordando che se l'avessero giudicata colpevole, l'accusata sarebbe stata condannata alla pena capitale. Perciò se anche avessero avuto il più piccolo dubbio, avrebbero dovuto votare per l'assoluzione. I giurati si erano ritirati nella stanza delle deliberazioni e dopo 45 minuti erano rientrati in sala. Il giudice lesse il verdetto con 6 sì e 6 no. Caterina Bainat fu assolta e posta subito in libertà. Bene, siamo sui titoli di coda di questo documentario di cui avevamo parlato, grazie quindi ai nostri ospiti. Io vi ricordo il prossimo appuntamento delle 15:30 che è dedicato alla storia e ai caduti della Grande Guerra, quindi alle 15:30 con Military Historical Center, sempre qui nello stand della regione Friuli Venezia Giulia. A più tardi.